Passo la parola intanto a Jordi Fornassi Prat di Solidaritat Catalana per la Independencia. Del movimento Solidaridad Catalana por la Independencia, ex sindaco di Gallifa, ora il presidente del Consiglio nazionale, l'organismo territoriale di Solidaridad Catalana por la Independencia, e anche promotore di UDIC, Uniti per dichiarare l'indipendenza catalana, per le elezioni europee del 2014, di cui parlerà appunto stasera. Buonasera a tutti. Dirvi in primo luogo che vi porto un saluto da parte dei catalani che, come voi, vogliono la libertà. Vogliono la libertà delle vere nazioni che compongono l'Europa. La più parte di questa Europa è già composta da nazioni che hanno il loro proprio Stato, ma restano ancora ad ovest alcuni di vecchi imperi. Questi imperi si sono travestiti in stati-nazione per nascondere la loro vera forma e farsi far vedere come entità moderne adattate ai tempi presenti e così nascondere le proprie vergogne imperialiste. Questi imperi, oggi in decadenza, si sono formati per via di unioni dinastiche e soprattutto per la forza delle armi. Di questo i catalani ne sappiamo molto, perché purtroppo è stato dopo una guerra nel XVIII secolo, seguita da un'occupazione militare e una durissima repressione, che abbiamo perso le nostre libertà nazionali e siamo stati ridotti a province dell'impero spagnolo e trattati come tali, profittando allo Stato oppressore della sua posizione di forza per spremere i nostri imprenditori e i nostri lavoratori, insomma, il paese intero. Non contenti con questo, hanno cercato di cancellare la nostra lingua e imporci la loro, come modo di assimilarci alla loro cultura e farci sparire come nazione diversa dalla sua, perché bisogna sapere che l'impero spagnolo si fondamenta sulla nazione castigliana e la sua lingua, ribattizzata come spagnolo, è di obbligata conoscenza ed è stata introdotta per l'uso della forza in Catalogna. Questo non è un caso unico. Anche in altri luoghi sono successe cose del genere, ma penso che da voi le cose non siano state così difficili. In ogni modo, come al solito, gli interessi economici giocano il suo ruolo in queste situazioni, sia per l'interesse allora di invadere la casa del vicino, come per quello di continuare a sfruttare la situazione di dominio. Diciamolo chiaramente, è una forma di schiavitudine sotterrata, ma dal momento che si rende evidente non si tiene più. Come diceva il filosofo, si può ingannare molta gente un tempo, ma non tutti per sempre. Ai popoli come il catalano, che hanno subito lunghi periodi di prigionia. Stiamo parlando di generazioni. Non gli risulta facile di capire che stanno arrivando sul punto in cui la libertà è in vista, perché le genti hanno sentito parlare troppe volte che erano sul punto di recuperare la loro libertà collettiva e invece hanno subito un nuovo processo di repressione violenta a sangue e fuoco. Allora si è inchiodata l'idea che la libertà arriverà magari un giorno, ma un giorno molto lontano che loro non vedranno mai. Intanto si accomodano a supportare il tempo presente e cercare di essere trattati almeno peggio dai padroni che li tengono dominati. Finiscono per pensare che questa è la situazione normale e non ce ne può essere un'altra. È il complesso dello schiavo, una specie di sindrome di Stoccolma ma in verso collettivo. Adesso però i catalani incominciano ad accorgersi che si può guarire, anche se non sono veramente consci del fatto di essere malati. Ma siccome ci sono nuove generazioni che non sono state bastonate dal potere dello Stato oppressore, e l'ultima e feroce repressione di 60 anni fa l'hanno vista solo sui libri, vedendo che l'Europa è diventato un posto dove la democrazia si rispetta e di fatto gli attuali cittadini europei sono gli eredi di quelli che hanno sconfitto il nazismo e il fascismo, si rendono conto che la libertà è possibile e che il vecchio impero, l'unico superstite del fascismo, è diventato più vecchio, rovinato e decadente che mai.
Allora, da un tempo, e in vista che con lo Stato spagnolo non c'era niente da fare né da negoziare, perché sempre era no, e quando c'era un patto il patto non veniva compiuto, hanno incominciato a vedere che questo non era un modo di vita accettabile e che c'era una sola via per liberarsi: lottare politicamente per fare che la libertà fosse possibile, ed è così che adesso è più vicina che mai. Arrivati a questo punto c'è ancora un ostacolo a vincere e sono i nostri stessi politici prigionieri dei suoi interessi. Sono troppi anni di connivenza autonomista, coincidenza di interessi e mutuo accomodo tra loro, lo Stato e le grandi aziende. Di fatto il grande partito autonomista, CiU, Convergenza e Unió, e il suo capofila, il presidente del governo autonomo, hanno cambiato strategia solo dopo la manifestazione moltitudinaria dell'anno scorso, quando hanno visto una marea di gente invadere le strade in modo pacifico ma con un solo grido: indipendenza. Hanno cambiato il discorso e si sono messi a parlare del diritto a decidere, di una consultazione. E il Presidente ha detto qualcosa di prendere una strada, di un processo, ma senza mai pronunciare la parola chiara e giusta: indipendenza. Sembra che parlare chiaro e dire che il diritto a decidere ce l'abbiamo già, che quel che ci vuole è un referendum di autodeterminazione per poi dichiarare l'indipendenza, è troppo rischioso. Sicuramente troppo rischioso, ma per certi interessi del partito del governo catalano e i suoi soci, per il rischio di perdere i suoi privilegi se il processo va avanti. Magari bisogna aggiungere che c'è paura per uno scontro con lo Stato, o può darsi che ci sia della corruzione nascosta che potrebbe venire a galla, anche se in questioni di corruzione gli assi indiscutibili sono nello Stato padrone, cosa conosciuta dal mondo intero. L'elettore ha comprato una nuova idea governamentale, ma non troppo. In gran parte hanno fatto fiducia al vecchio partito repubblicano di centrosinistra, Esquerra Republicana de Catalunya, fondato da Francesc Macià, il rivoluzionario ex militare degli anni 30. I repubblicani sembrano aver ripreso la linea più decisamente indipendentista del suo fondatore, che nel 1931 ha osato proclamare la Repubblica Catalana, anche se federata a quella iberica, e hanno fatto un salto inatteso, diventando la seconda forza in Parlamento. Allora, a che punto siamo? Siamo sul punto che non si sa a che punto siamo. Sembrerebbe che l'ER, il partito repubblicano, dovrebbe spingere il partito governamentale, ma finalmente gli fa di sostegno. Sembra che mica tanto, ma lo sostiene e non gli reclama misure vere e dirette per andare verso la dichiarazione di indipendenza, quando ogni giorno si fa più evidente la impossibilità di fare un referendum. Magari insistono qualche volta, ma non troppo. Visto tutto questo, cosa si può fare? Io avevo pensato che la recentemente creata AMI, Associazioni di Municipi per l'Indipendenza, potrebbe servire a qualcosa di più che a proporre un plebiscito, un referendum, cosa che più o meno propone già il governo e che ha sempre lo scoglio della competenza unica dello Stato sulla questione, che divieta di piazzare le urne. Allora, dato il mio carico di sindaco di Gallifa, mi permetteva di dirigermi all'assemblea e mettere a votazione una proposta. E, giunto il momento di celebrare la seconda assemblea dell'organizzazione, con un numero di municipi associati già importante, circa 650 dei 950 che compongono la nazione, ho pensato che era il momento di fare una proposta innovatrice che permettesse di sbloccare la situazione e ho chiesto ai riuniti che, seguendo l'esempio di più di un centinaio di comuni che si erano dichiarati territorio libero e sovrano, tra i quali il mio, e dato che Gallifa esercitava da qualche mese la sovranità fiscale, si dichiarasse favorevole l'intera assemblea nei due sensi e tutti i municipi che la compongono incominciassero a dichiararsi territorio libero e ad esercitare la sovranità fiscale, versando le tasse sull'Agenzia Tributaria Catalana, organismo già esistente ma con poco rilievo di contenuto monetario. Dopo il discorso che ho rivolto ai rappresentanti comunali, la proposta si è accettata per unanimità.
Penserete che allora l'indipendenza era già questione di poco tempo, anche perché la proposta chiedeva che tutto si facesse nel più breve possibile. Veramente anch'io ci ho creduto per un attimo. Sulla strada di ritorno però quel che si sentiva sui notiziari radiofonici del risultato dell'assemblea dell'AMI non aveva niente a vedere con l'accaduto là dentro. 2 giorni dopo ho cominciato il processo legale per farmi fuori dal mio carico di sindaco, approfittando di una debolezza del mio gruppo elettorale con la quale adesso non vi sto a annoiare. Allora, bisogna sapere che ero l'unico sindaco di un partito che non è in Parlamento e non si tratta di nessun gran partito. Avete bisogno di più chiarimenti? Penso di no. Sicuramente incominciate a capire come funziona la politica catalana e anche perché la Catalogna non è ancora indipendente. Scusate se vi dico che sono un po' testato. Allora, c'era da cercare un'altra via e meglio se non passava attraverso i grandi partiti politici. La via c'è, e l'ho trovata. Il più bello è che questa via serve anche a voi e a tutte le nazioni che si trovino nella situazione in cui ci troviamo, voi e noi, almeno per quanto riguarda gli stati dell'Unione Europea e i vecchi imperi a cui mi riferivo. Mi spiego. Il 25 maggio dell'anno prossimo, 2014, ci saranno le elezioni al Parlamento Europeo e questa è una grande occasione. Le urne avranno la garanzia e la supervisione dell'Unione Europea e basta con presentare una candidatura plebiscitaria. Si tratta di proporre all'elettore di dare il voto a questa lista, che io ho battezzato come UDIC, Uniti per dichiarare l'indipendenza catalana, che in catalano vuol dire lo dico, anche se non scritto correttamente, e nel caso di avere più del 50% dei voti emessi nel territorio di Catalogna o del Veneto, se lo chiamate UDIF, che nella vostra lingua rassomiglia a udire, e con più della metà di partecipazione dell'elettorato veneto o catalano o lombardo, magari sardo, vorrebbe dire che si è già vinto il referendum di autodeterminazione. È da sapere che le liste alle elezioni europee sono di circoscrizione unica statale, almeno in Spagna, ma questo non osta che si possano contare i voti anche tavola per tavola, con gli attuali mezzi e ancor meglio. Il plebiscito si può fare in tutte le nazioni dove si voglia e lo stesso giorno. Basta con presentare la candidatura plebiscitaria adatta ad ogni caso. Da voi vuol dire che ogni nazionalità desiderante di indipendizzarsi possa farlo e da noi, io almeno, propongo che in ognuno dei paesi catalani, la Catalogna, il Paese Valenciano, le Isole Baleari e anche i territori catalani in Aragona, lo possano fare in una sola lista che li reclama tutti, in quanto formanti parte di una unica nazione federale, ma i voti saranno contati in ciascuno dei territori separatamente. Lo Stato non può ritirare le urne, né impedire i comizi, e non c'è bisogno di una legge per fare il referendum né di nessun permesso. Vi posso indicare ancora un altro vantaggio. Alle elezioni europee i partecipanti normalmente non sono tanti e questo è dovuto a una manca di motivazione. Allora, avendo l'obiettivo per motivare l'elettore, più facile di arrivare al successo. Allora è facile? No, niente affatto, è difficile, perché non si può contare con i mass media, almeno da noi, e bisogna andare avanti con i mezzi cibernetici e il tradizionale ma effettivo bocca orecchio. Le battaglie però le vince chi ha le armi più moderne e i mezzi online sono il più moderno che c'è. Guardate cosa è successo nel nord dell'Africa, dove i paesi meno equipaggiati in questo campo sono riusciti a fare la rivoluzione. Per vincere bisogna combattere, ma nei nostri giorni e nell'Unione Europea le guerre non si fanno più con fucili, carri armati o artiglieria, si fanno con web, Facebook, Twitter, messaggi SMS e il potere stabilito con i mass media che abbia sotto controllo. Si combatte con la ragione, il dibattito, il discorso giusto e quando ci vuole con la gente in strada reclamando i suoi diritti pacificamente. Finalmente si vince o si perde con tanto i voti depositati in un'urna legalmente messa sul posto. Per dichiarare l'indipendenza ci vuole la legittimità democratica e questo si può ottenere soltanto con voto cittadino posto in urna e con tutte le garanzie.
Una volta ottenuta, questa legittimità ha una forza tale che nessuna legalità nei nostri giorni e livello di civiltà ci può far niente per fermarla, soprattutto se dietro questo voto maggioritario ci sono politici compromessi a compire la parola data e un popolo deciso a reclamare i suoi diritti in strada se non viene ascoltato. È quello che è venuto a chiamarsi una rivoluzione arancione. Per noi catalani la data del 2014 ha un senso molto forte, perché ci ricorda più che mai la sconfitta del 1714, come risultato della quale, 300 anni dopo, siamo ancora dove siamo, e ci fa venire voglia di capovolgere la situazione. Magari non ve ne siete accorti, ma anche per voi veneti la data che vi propongo ha un senso molto forte. Basta ricordare che è stato un mese di maggio del 1797 che è caduta la Repubblica di Venezia. Adesso è in arrivo un nuovo maggio che permetterà di raggiungere la legittima maggioranza e alzare davanti allo Stato, padrone della libertà della nazione veneta, il Serenissimo Leone di San Marco. Visca Catalunya lliure e viva il Veneto libero! Dono la bandiera di San Marco, il nostro gonfalone, a nome di tutti i veneti. Bravo! Visto che nel 1700, un secolo ci accomuna, loro hanno perso la loro indipendenza, noi idem, perché il 2014 ci riaccomuni nella nostra libertà, nei nostri due nazioni.